short course, world champion in Barcelona 2013, Olympic champion in London 2012, Chad le Clos! E allora tutti insieme a seguire questa prima serie dei 100 farfalla maschili con Chad le Clos in quarta corsia, campione olimpico nei 200 farfalla, e a Londra 2012 e argento in questa gara dei 100, a Barcellona invece la medaglia d'oro in questa gara dei 100 farfalla, lui che è il primatista mondiale in vasca corta dei 200 e dei 100, passaggio a metà gara 24,66 Chad le Clos, Cristian Sperandio in seconda posizione 25,53, ma siamo già a 75 metri di gara per l'atleta del Sudafrica, capace di vincere tantissime medaglie a livello internazionale, e siamo agli ultimi metri con Chad le Clos, 34 medaglie per la precisione, va ad imporsi a Treviso, 52,11 Chad le Clos. Cristian Sperandio in seconda posizione con 55,93, William Casarotto 57,49, ancora una grandissima prestazione nella vasca della Natatorium, 52,11, 52.11